Buongiorno a tutti. Girando un po' su internet vedo sempre molti tutorial di nail art, di make-up e allora oggi ho pensato di creare un mio canale dove caricherò spesso dei video in cui parlerò di tutorial che riguardano la mia passione, ovvero la fotografia. Questo disegno che c'è qui su questo foglio vi sembrerà strano, però oggi lo utilizzerò per parlarvi della regola dei terzi. Immaginando che questo quadrato che ho appena disegnato sia una fotografia, possiamo notare che ci sono sia delle linee verticali e sia delle linee orizzontali, che ovviamente nella fotografia sono immaginarie e vengono chiamate linee di forza. I punti di intersezione fra le varie linee vengono chiamate punti di forza. Per creare un'ottima foto basta posizionare il soggetto non al centro dell'inquadratura ma su una delle due linee verticali ed è in pratica questa la cosa fondamentale della regola dei terzi. Se invece vogliamo creare una fotografia paesaggistica, basta mettere l'orizzonte su una delle due linee orizzontali. In alcune foto è possibile prendere come punto di riferimento le linee diagonali che ho disegnato e che quindi passano tra i fuochi opposti, sia questa che questa. Bene, vi annuncio già che il prossimo video che caricherò parlerà del ritratto e quindi vi darò molti consigli su come fare un ottimo ritratto e parlerò dei vari tipi di ritratto, quindi iscrivetevi alla mia pagina e mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto e se volete appunto quello del ritratto.